11 social card sequestrate e 69 indagati ad Agrigento, reddito di cittadinanza percepito da mafiosi, controlli anche sul lavoro nero. Duplice omicidio dei fratelli La Monaca di Canicattì, in manette un 22enne rumeno, liti per Pascoli, il possibile movente. Pacchi regalo spediti dalla Spagna a Palermo con dentro la droga, questa è la nuova strategia del narcotraffico. Fuggono ancora in massa dal centro d'accoglienza di Villa Sicania a Siculiana, solo in 5 vengono rintracciati dalle forze dell'ordine. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Reddito di cittadinanza illegittimo, controlli anche sul lavoro nero, 69 sono gli indagati, 11 social card di altrettanti agrigentini sequestrate. C'è il servizio. Se lo si inquadra come misura sociale a sostegno delle famiglie e a contrasto della povertà assoluta, può essere considerato un successo, ma da ogni altra angolazione però il reddito di cittadinanza, che ora torna al centro del dibattito politico per una possibile revisione, è un fallimento. Non analizziamo un dato politico, ma l'ultimo caso di cronaca. Oggi protagonista del giro dell'illecità che ruota attorno al reddito di cittadinanza è la città dei templi. 11 social card di altrettanti agrigentini ritenuti illegittimi percettori del reddito di cittadinanza sono state sequestrate. A procedere è stata la Guardia di Finanza, su delega del procuratore capo Luigi Patronaggio e del sostituto Gloria Andreoli. Gli inquirenti hanno accertato che gli indagati, tutti con precedenti per reati legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, ovvero colpiti da misure cautelari personali, avevano avanzato ed ottenuto senza averne titolo istanza per ottenere il reddito di cittadinanza. Tutte queste persone sono state inoltre segnalate all'INPS, che ha fornito una preziosa collaborazione per la revoca dell'erogazione del contributo illecitamente riscosso. Secondo una prima stima, il danno già accertato per le casse pubbliche sarebbe di 300.000 euro. Sono in corso, secondo quanto rende noto il procuratore capo Luigi Patronaggio, ulteriori indagini per identificare altri legittimi percettori del reddito di cittadinanza, sia per l'esistenza di condizioni soggettive ostative all'erogazione che per l'esistenza di concomitanti rapporti di lavoro in nero. Al momento gli indagati sono 69, ma le ulteriori indagini delegate, dove dovessero confermare le ipotesi investigative formulate dalla Procura, porterebbero ad un numero ben maggiore di indagati. Fermato il presunto autore dell'assassinio avvenuto lo scorso 14 giugno dei fratelli La Monaca e un giovane di origini rumene, liti per i Pascoli, il possibile movente. I dettagli nel servizio. I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato il presunto autore materiale del duplice omicidio dei fratelli Filippo e Calogero La Monaca, 76 e 74 anni, imprenditori agricoli originari di Canicattì, avvenuto lo scorso 14 giugno in contrada Deliella, nelle campagne nissene. In manette è finito un allevatore di origini rumene di 22 anni, Florin Scurtu, incensurato. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta e coordinate dalla procura nissena. Il corpo di Filippo La Monaca venne rinvenuto semicarbonizzato accanto a un'autovettura, anch'essa bruciata, mentre quello di Calogero era a un centinaio di metri di distanza da quello del fratello. Era riverso per terra, all'interno del cascinale di campagna di famiglia, con la testa fracassata. Poco distante alcune pietre ancora sporche di sangue, quelle utilizzate secondo gli investigatori per uccidere l'imprenditore. Il giovane rumeno è stato trasferito al carcere di Caltanissetta. Il GIP ha convalidato il fermo. Il movente del delitto sarebbe legato al fatto che il presunto assassino faceva pascolare gli animali su terreni delle vittime nonostante il loro divieto, alimentando continui scontri con i due imprenditori agricoli. Droghi in pacchi spediti dalla Spagna a Palermo, 9 misure cautelari. Vediamo. Ingente l'operazione messa a punto dalle Fiamme Gialle di Palermo su delega della locale Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia. I finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 9 soggetti indagati a vario titolo per organizzazione e traffico di sostanze stupefacenti aggravati dalla transnazionalità delle condotte.
In particolare, tra i destinatari di custodia cautelare in carcere si tratta di Alessandro Girgenti, Gerardo Romano e Giuseppe Di Franco, 2 quelli sottoposti agli arresti domiciliari, Filippo Miranda e Giuseppe Lococo, nei confronti invece di Francesco Paolo Taormina, Giovanni Ferrara, Antonio Buccafusca e Benedetta Altieri è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora presso il comune di Palermo. L'operazione di servizio condotta dai specialisti antidroga del GICO, del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, ha permesso di far luce su un collaudato sistema messo in atto dagli indagati volto all'importazione dalla Spagna di significativi quantitativi di sostanza stupefacente, in particolar modo hashish, destinata al mercato del centro cittadino palermitano. Gli organizzatori del traffico illecito infatti si recavano personalmente nella penisola iberica, da dove provvedevano a spedire la droga all'interno di pacchi in regalo affidati a corrieri internazionali e destinati a nominativi di fantasia localizzati nel centro cittadino, zona ove era competente Consegne, uno dei sodali che lavorava come autista di una ignara società di spedizioni operante in città. Quest'ultimo riusciva a recuperare pacchi provenienti dalla Spagna e li consegnava agli altri componenti dell'organizzazione criminale che ne erano gli effettivi destinatari. Le investigazioni hanno consentito di ricostruire spedizioni illecite per oltre 180 kg di stupefacente, a cui corrisponde un valore di mercato alla minuta vendita di circa 2 milioni di euro. I finanzieri hanno poi proceduto a valorizzazione in chiave patrimoniale gli elementi acquisiti nel corso delle indagini attraverso l'esame, il confronto e l'incrocio di informazioni astratte dalle diverse banche dati in uso alla Guardia di Finanza, accertando l'assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità degli indagati e la loro capacità economica. Nello specifico, gli accertamenti condotti anche con il noto applicativo Molecola in dotazione a reparti investigativi della Guardia di Finanza hanno portato a dimostrare che gli indagati e i rispettivi nuclei familiari nell'ultimo decennio, a fronte di redditi illeciti per circa 430.000 euro, avevano sostenuto spese ed acquisti per oltre 1,2 milioni di euro. La Procura della Repubblica ha quindi emesso un provvedimento ablativo d'urgenza in corso di esecuzione che ha consentito di sottoporre a sequestro conti correnti, veicoli e imprese per un valore complessivo stimato di circa 500.000 euro. L'operazione di servizio condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo a contrasto dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti si inserisce nel più ampio dispositivo realizzato sul territorio per il contrasto ai traffici illeciti e per il contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo mediante la sistematica aggressione dei patrimoni e delle disponibilità finanziarie riferibili direttamente o indirettamente alle organizzazioni delinquenziali. Villa Sicania, ancora una fuga di migranti che scappano dalla struttura d'accoglienza. Era il 4 settembre quando un giovane eritreo fuggito da Villa Sicania veniva investito da un'auto e insieme a lui altri agenti della polizia rimasero feriti. C'è il servizio. Ho avuto paura, ero immobilizzato, ho visto 30, forse 40 migranti uscire di corsa da Villa Sicania. È questa la testimonianza di Francesco Consiglio, automobilista che ha assistito in prima persona alla fuga di diversi migranti dal centro di prima accoglienza di Siculiana. Le persone hanno imboccato la strada statale per poi sparire nel nulla. I fatti sono accaduti intorno alle 20:30 di ieri. È stato terribile, la polizia urlava "chiudete i cancelli", per poi inseguire queste persone che fuggivano da ogni parte. Io, dice Francesco Consiglio, ho chiuso l'auto e non sapevo cosa fare. Si è rischiata ancora una volta la tragedia. Sulle tracce dei migranti, circa 40, la polizia, i carabinieri e anche l'esercito. Non è la prima volta, presumibilmente non sarà neppure l'ultima, che le persone ospiti del centro di prima accoglienza riescano a fuggire. Una delle ultime volte si è registrata una vera tragedia. A perdere la vita fu un eritreo e 3 poliziotti rimasero feriti. Un giovane automobilista venne, poco dopo l'incidente stradale, arrestato. Solo 5 dei migranti scappati dal centro d'accoglienza di Villa Sicania di Siculiana sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine. Uno di loro è anche finito in ospedale al San Giovanni di Dio per una sospetta frattura al piede. Le ricerche delle persone fuggite sono circa 20 e non 40, secondo quanto rende noto la prefettura di Agrigento. Sono andate avanti praticamente per l'intera notte. La struttura di Villa Sicania, posta all'ingresso di Siculiana praticamente a pochi passi dalla strada statale 115, è vigilata da un presidio di 44
4 uomini delle forze dell'ordine e militari dell'esercito. Già ieri sera sono stati inviati ulteriori rinforzi e delle ricerche dei fuggitivi si sono occupate anche le forze dell'ordine territoriali. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese ha disposto l'autopsia sul corpo di Aurelio Visalli, 40 anni, sottufficiale della Capitaneria morto annegato per salvare 2 ragazzini. Slittano così i funerali. Vediamo. Slittano i funerali di Aurelio Visalli, il sottufficiale 40enne della Guardia Costiera, morto annegato sabato scorso durante un salvataggio in mare. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto l'autopsia sul corpo del militare e i funerali, inizialmente previsti per oggi a Milazzo, slitteranno probabilmente di qualche giorno. I magistrati vogliono chiarire esattamente cosa avvenne quella tragica mattina in quella spiaggia di Ponente della città mamertina. Gli inquirenti proseguono le indagini sulle modalità con cui è stato ricercato l'uomo in mare, anche dopo le dichiarazioni del cognato che ha denunciato presunti ritardi e mezzi inadeguati. Il fascicolo di indagine aperto è per ora a carico di ignoti. L'esame autoptico verrà eseguito all'ospedale Fogliani di Milazzo. La salma, che era stata portata nell'aula consiliare della città mamertina per la camera ardente, nelle scorse ore è stata trasferita nella struttura sanitaria. In attesa dei funerali è stato già annunciato il lutto cittadino. Milazzo è una città molto legata al mare e al corpo della Capitaneria, ha detto il sindaco, e quindi questo evento ha davvero commosso l'intera comunità cittadina. Il fatto che il giorno della scomparsa e delle ricerche ci fosse tutta la città schierata nel lungomare di Ponente nella speranza di riuscire ad avvistare il giovane militare, prosegue il sindaco di Milazzo, la racconta lunga su come sia stata vissuta questa tragedia. Aurelio Visalli, ha aggiunto il primo cittadino, è morto da eroe ed è stato un uomo che ha fatto un giuramento e lo ha onorato fino alla fine. Abbiamo previsto, conclude il sindaco di Milazzo, il lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali. Amministrative ad Agrigento. Marco Zambuto, candidato sindaco di Agrigento, incontra i piccoli centri, i piccoli quartieri. Oggi appuntamento con gli abitanti del villaggio Peruzzo. Vediamo. Oggi al villaggio Peruzzo incontro con le persone, con gli abitanti del villaggio Peruzzo. Il villaggio Peruzzo, per la sua configurazione urbanistica, riesce a mantenere quel rapporto proprio di comunità, il rapporto di quartiere, che è poi quello che fa una città, che consente momenti di aggregazione, che consente i momenti di vita vissuta insieme dentro la città. Bene, io penso che nella nostra Agrigento dobbiamo recuperare proprio questo rapporto attraverso interventi di riqualificazione urbana, attraverso interventi che soprattutto consentano nuovamente alle persone di vivere la città pienamente. Il deputato regionale Claudio Fava attacca l'operato dell'amministrazione Musumeci su più fronti. Il nostro direttore Arturo Cantella. L'onorevole Claudio Fava, eletto nella lista 100 Passi, presente recentemente ad Agrigento a sostegno del candidato sindaco Galvano, da sempre all'opposizione dell'attuale governo regionale, ricopre la carica di presidente della Commissione regionale antimafia, esprime un giudizio totalmente negativo verso l'attuale politica del governo di Nello Musumeci. Ma sai, se esistesse il governo Musumeci è un avatar, ogni tanto si evoca come una sorta di atto di fede, ma della sua presenza ci sono pochissime tracce. Di tutte le riforme epocali che erano state annunciate da Musumeci in campagna elettorale, mobilità, rifiuti, acqua, non resta traccia. Nell'ordinaria amministrazione anche le cose più essenziali, apparentemente banali ma in realtà importanti, come qualificare e indirizzare la spesa pubblica, pensiamo soprattutto alla crisi economica e sociale prodotta dall'emergenza Covid, abbiamo collezionato una serie di straordinari annunci e una totale incapacità di spesa. Diciamo, non è che sia facile fare opposizione a questo governo, è imbarazzante perché non c'è il governo e questo propone anche per la Sicilia un lavoro che non può essere destinato soltanto alla prossima campagna elettorale, bisogna provare a ricostruire un cambio di passo, un'alternativa di testa e di cuore. Se la Sicilia continua ad essere un piccolo regno su cui di volta in volta un podestà si siede per governare secondo i propri capricci o per non governare affatto, noi rischiamo di continuare a vivere in questa situazione
profonda, dolorante e anche umiliante marginalità. L'emergenza sanitaria come è stata gestita secondo lei? Adesso non tocca a noi dirlo, ma quando si riesce a far confusione perfino sul numero dei contagiati e sul numero dei tamponi, poi siccome non mi sembra questo il tema sul quale occorra fare campagna elettorale, abbiamo dato tutto il nostro contributo per correggere gli errori, per cercare di arrivare a una risposta il più possibile pronta ed efficiente. C'è da dire adesso in questa campagna elettorale che è molto imbarazzante il modo in cui la sanità pubblica è stata occupata per ragioni private, cioè assistiamo in molte città in cui si va al voto a un mercato delle candidature, delle consulenze, dei concorsi e delle assunzioni, tutto finalizzato a trovare un voto in più. Ecco, io credo che questa sia una cosa molto squallida, perché nel momento in cui questo mercanteggiamento si estende persino al mondo della sanità, in un momento in cui la salute, diciamo, è la frontiera più esposta per questa terra, mi sembra che si manifesti un'assoluta mancanza di scrupoli e purtroppo anche Agrigento in questo senso non è stata seconda a nessuno. A Raffadali, grazie alla donazione di un imprenditore al comune, tamponi sulla popolazione a partire dalle categorie più a rischio. Vediamo. Abbiamo avuto un contributo notevole da parte di un imprenditore locale che non vuole assolutamente che si faccia il nome. Tra l'altro, grazie alla donazione di 1200 tamponi istantanei messi a disposizione da un noto imprenditore a Raffadali è iniziata la campagna di screening sul coronavirus. Oggi iniziamo ad effettuare tamponi nasofaringei a tutto il personale scolastico e a tutti coloro che segnalano qualche particolare situazione in cui si sono venuti a trovare, per cercare di alleggerire il sistema sanitario nazionale e dare un contributo per prevenire il contagio del Covid. Nell'aula Covid dell'Istituto Comprensivo Garibaldi Capuana il personale scolastico si è sottoposto all'esame diagnostico tamponi rinofaringei che sono stati eseguiti anche sulle persone che sono rientrate a Raffadali da altre località dove si sono registrati numerosi casi di contagio e ai soggetti che per lavoro sono indicati come categorie sensibili, come ad esempio gli appartenenti alle forze di polizia. A eseguire materialmente l'esame sono stati 2 volontari, il medico dottor Giuseppe Ferro e la giovane infermiera Naomi Marchica. Stamattina qua è da una mezz'oretta che abbiamo iniziato questo lavoro. Tutto procede bene, quelli che abbiamo fatto sono tutti negativi. Niente, ora aspettiamo altre persone con la speranza che si conferma questa negatività. Volevo ringraziare il sindaco e tutte le autorità competenti che hanno fatto provvedere a farci avere questi tamponi per la nostra cittadinanza. Soddisfazione per l'iniziativa viene espressa dalla dirigente scolastica dell'Istituto Garibaldi Capuana. Il controllo, le precauzioni non sono mai molte e tante, specialmente in una istituzione scolastica dove sono presenti parecchi bambini, perché essendo un istituto comprensivo chiaramente noi abbiamo un'utenza di alunni con età inferiore anche a 6 anni. Quindi noi siamo molto attenti, abbiamo messo molta proprio precauzione, abbiamo preso tante misure perché i nostri bambini possano stare a scuola in sicurezza o perlomeno tutto quello che noi abbiamo potuto mettere in campo. Ci siamo attrezzati per far sì che la segnaletica sia orizzontale che verticale sia ben visibile a tutti gli utenti della scuola, anche al personale esterno alla scuola. Ci siamo attrezzati per informare e formare tutto il personale della scuola, proprio anche per l'uso di presidi medico-sanitari da usare, per disinfettanti. Facciamo la sanificazione noi come scuola ogni 15 giorni, ci siamo forniti anche di sanificatori. Insomma, la scuola è partita da qualche giorno, non è più la scuola di prima. Non è chiaro, lo avvertiamo tutti, si sente nell'aria, la viviamo in maniera diversa, però devo dire che l'entusiasmo, la gioia, la voglia di stare insieme, di socializzare, di relazionarci, quella non è cambiata, anzi è sempre più grande di prima. Il sindaco Silvio Cuffaro ricorda di rispettare il distanziamento sociale, di indossare la mascherina. Oggi sono molto attenti anche nell'evitare il contagio, oggi siamo a quota zero,
usano le mascherine. Stiamo cercando in tutti i modi, tranne pochi giovani che ancora non hanno capito la gravità del problema, ma stiamo cercando di tamponare il problema e di aiutare la popolazione affinché, se arriva il contagio raffadale, non venga diffuso. Tutti i tamponi istantanei effettuati all'Istituto Comprensivo Garibaldi Capuana di Raffadali hanno fortunatamente dato esito negativo. Un giocatore del Casteltermini Calcio ha la febbre ed è stato sottoposto a tampone. L'esito è negativo. Carmelo Lentini. È stato solamente un falso allarme per il giovane calciatore francese del Casteltermini. Il ragazzo, che presentava qualche linea di febbre, precauzionalmente è stato sottoposto a tampone, che fortunatamente è risultato essere negativo. Tutta la squadra ha ripreso la preparazione in vista di recuperare il primo dei 2 incontri stagionali non disputati, ma attenzione, perché per allinearsi alle altre squadre dovrà giocare 4 sfide nel giro di appena 10 giorni. Inizierà domani, mercoledì 30 settembre prossimo, allo stadio Lo Monaco contro il Parmonval. Domenica sarà di scena invece a Marineo contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Mercoledì 7 ottobre recupero con l'Acregas ed infine il 10 ottobre chiuderà il ciclo delle 4 gare consecutive in casa con la Folgore. Per quanto riguarda la compagine dei tempi, il tecnico Francesco Di Gaetano ha ripreso da un paio di giorni la preparazione in vista della sfida interna di domenica prossima contro il Marsala. Non potrà contare sull'apporto del difensore Mannina, appiedato dal giudice sportivo, ma sono pronti gli ultimi arrivati che scalpitano per un posto in prima squadra. Per quanto concerne il Marsala, prossimo avversario dei biancazzurri, la squadra è allenata dal tecnico calabrese Giuseppe Tortora, un passato da attaccante in Serie C, 24 anni sui cambi e oltre 250 reti realizzate, per poi iniziare nel 2009 la carriera di allenatore. Tortora ha iniziato come allenatore nelle squadre giovanili del Crotone, guidando tutte le formazioni fino all'ultimo anno in panchina della squadra primavera. L'anno scorso è stato alla guida dell'Avezzano in Serie D. Dopo 2 giornate Marsala ha conquistato un solo punto, pari ottenuto a Caltanissetta contro la Nissa, mentre domenica scorsa ha perso in casa 1-2 con il Parmonval. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. A partire dal prossimo mese di ottobre tornano in pieno vigore le disposizioni di legge sulle disposizioni relative alle attività di panificazione nel periodo corrente dall'1 ottobre 2020 fino al 15 giugno 2021. È ripristinato il divieto di panificazione nella prima e terza domenica di ogni mese dell'anno in corso. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €400 e in caso di recidive il sindaco ordina la chiusura dell'attività per un periodo fino a 7 giorni. L'accertamento della recidiva comporta, oltre al sequestro della merce e dei mezzi, anche l'aumento della sanzione pecuniaria pari a 3 volte la sanzione minima edittale. Visita ieri mattina all'Istituto di Istruzione Superiore Borghese Faranda di Patti della Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Ad accoglierla la dirigente scolastica professoressa Francesca Buta e le massime autorità civili, religiose e militari, locali e provinciali, il prefetto Carmela Librizzi, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, la dirigente dell'ufficio scolastico di Messina Ornella Riccio, il vescovo Monsignor Guglielmo Giombanco, la senatrice Barbara Floridia e la deputata Antonella Papiro. A pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico e dalla ripresa delle lezioni in presenza, la ministra ha fatto visita alla scuola pattese per portare il suo saluto, conoscere di persona la realtà del Borghese Faranda e le molteplici attività e possibilità offerte dall'istituto e raccogliere le testimonianze della scuola, di personale docente e non e di studenti del territorio. Molte le personalità intervenute riunite nella palestra della scuola per poter mantenere il necessario distanziamento sociale. La ministra Azzolina ha dichiarato: le scuole possono ripartire soltanto se c'è collaborazione da parte di tutti quanti, enti locali, dirigenti, docenti, personale ATA. Questo è un territorio che questo lavoro lo ha fatto ed ha restituito agli studenti e alle studentesse la scuola con la S maiuscola.
Per noi è un grande onore quello di aver potuto consegnare oggi al nostro onorevole Ministro, ma anche a tutte le autorità presenti che comunque sono una direzione del Ministero, il dottore Suradini, il direttore regionale, la dottoressa Riccio e il nostro dirigente dell'ambito territoriale di Messina, di aver potuto consegnare appunto le nostre scuole tutte in presenza. Per me oggi è un onore essere qui e soprattutto avere la possibilità finalmente di ricominciare a visitare le scuole. Io ho sofferto moltissimo durante il periodo del lockdown come tutti voi, perché da sottosegretario ero molto abituata a girare le scuole, perché andare nelle scuole significa poter capire di più le criticità che ci sono, le difficoltà che il personale può avere, ma anche le buone pratiche, e provare anche ad esportare quelle buone pratiche laddove non ci sono. Il periodo del lockdown è stato difficilissimo. Voi immaginate che io ho giurato esattamente il 10 di gennaio del 2020 e a febbraio abbiamo dovuto decidere di chiudere le scuole della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia e poi inizi marzo anche il resto d'Italia. Io sto girando le scuole un po' del paese e devo dire che la dirigente scolastica qui presente ha fatto un lavoro encomiabile. Le scuole possono ripartire soltanto se c'è la collaborazione da parte di tutti quanti, gli enti locali, i dirigenti, i docenti, il personale ATA, e questo è un territorio ed è una scuola che questo lavoro l'ha fatto, ha restituito agli studenti e alle studentesse la scuola con la S maiuscola, e io ovviamente da Ministro ne sono molto felice. La preoccupa l'escalation dei contagi anche nelle scuole? Io ho fatto prima un appello agli studenti e alle studentesse, ma mi creda, un appello anche a lei, a me stessa, a tutti. Dobbiamo essere responsabili, perché in questo momento il contagio non è che sia a scuola, viene da fuori. E allora noi dobbiamo proteggerla, la nostra bella scuola, e potremo proteggerla solo se tutti fuori rispetteremo le regole che ci siamo date. A Messina gli operatori dei mercati contro il sindaco, i dettagli nel servizio. Nel momento in cui, specialmente io da presidente della categoria, vedo un'amministrazione comunale che se ne frega altamente dei diritti degli operatori che io rappresento, non c'è più un rapporto di dialogo o perlomeno di intesa, perché è anche vero che le persone devono lavorare, noi siamo stanchi, cioè dall'11 marzo che il mercato è chiuso per nostra scelta, perché non è un mercato idoneo, ma non è stato idoneo già dall'inizio. Abbiamo avuto una presa in giro quando dovevano spostare il mercato di Giossa e ci hanno illuso per spostare quello di San Filippo. Ci hanno illuso tuttora dopo che noi abbiamo presentato tutte le carte disponibili dai dipartimenti che per la legge il mercato si può spostare sia allo ZIR che alla zona annunziata, e il sindaco non si permette neanche di avere un confronto né con la rappresentanza della categoria e né con nessuno della categoria in se stesso. Non penso che sia un atteggiamento corretto che un sindaco dovrebbe fare. I dipartimenti ci hanno dato parere favorevole il 30 di giugno. Dal 30 di giugno ad oggi abbiamo chiesto varie volte degli incontri, nonché anche accompagnati da vari consiglieri comunali, ma non è stato mai possibile incontrare il sindaco per discutere di questa cosa. Abbiamo cercato più volte in questi mesi di avere un confronto civile, per come lo stiamo facendo ora, con l'amministrazione comunale, e siamo arrivati a questo punto anche perché come si vede l'amministrazione comunale non ci ha mai ricevuto. Anziché prenderci in giro, vediamo se si può fare, dove vi possiamo mettere. La cosa non è facile, è complicata. Io dico una cosa sola, come ha detto pure il nostro presidente, i mercati esistono da sempre, in tutte le città ci sono, non capisco perché solo Messina per 4-5 ore un sabato non si può chiudere una strada, non ci danno il diritto a noi di lavorare. Noi paghiamo le tasse come tutti gli altri, la situazione tramite il Covid è quella che è. Chiedevamo solo un aiuto che ci spetta di diritto, perché noi abbiamo investito sui mercati. Io è da bambino che faccio questo lavoro. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.